Buongiorno Italia, tra virgolette, pertanto buongiorno un caso. Questa mattina mi sono svegliato anche felice, c'era il sole, adesso non c'è più, ma c'era anche il sole interiore. Fino al momento in cui ho curiosato un po', diciamo, sull'internet, no? E sono capitato in altri canali, cosa che non avevo mai fatto e probabilmente era meglio anche che continuavo a non fare, in quanto ho letto dei commenti di gente che dopo aver finito il loro stressante lavoro, aver preso la loro macchinetta, essere andati nella loro casetta, si sono messi davanti al computer e hanno scritto che i full timers che hanno fatto la loro scelta di vita in Groenlandia, in Portogallo, in Africa, hanno realizzato i loro sogni, mentre gli italiani che hanno fatto le stesse identiche cose però nel territorio italiano, come che facesse schifo, quelli lì sono dei falliti che non hanno concluso niente e altro non possono fare che tentare di imitare questi altri full timer senza nessun successo. Ho capito. Allorché mi è venuto quel senso di vomito, ossia quel senso di esternare tutte queste negatività che non mi appartengono, perché come ben sai il corpo umano, quando inserisce un qualcosa che non è suo, un corpo estraneo, tende a rigettarlo, persino la pelle. Se tu conficchi qualcosa di estraneo dentro la pelle si fa infezione, però contemporaneamente cerca anche di buttare fuori questa cosa. Allora sono venuto a buttare fuori questa cosa qui, mi sono messo in mezzo ai campi, così nella mia schifosissima Italia, no? Perché fa tanto schifo, per analizzare prima di tutto quei cortocircuiti cognitivi che ci sono nella mente di queste persone e successivamente poi parlare anche del resto, giustamente dare anche quelle spiegazioni. Sostanzialmente il blocco cognitivo, il cortocircuito che c'è nella mente di queste persone, e qua proprio facciamo un ragionamento matematico, è il creare una differenza tra chi fa una cosa in un posto e chi fa la stessa identica cosa in un altro posto. Certo, non disdegno l'estero, ci sono stato, ho già preso, sono andato anche a vivere io all'estero, sono stato un bel periodo in Scozia, quindi voglio dire, forse è grazie anche alla fortuna di aver provato questa esperienza e all'altrettanto grande fortuna di aver avuto modo di fare questi ragionamenti che riesco a interpretare tutte queste affermazioni come un grandissimo deficit mentale. Perdonami se posso essere magari un po' pesantino con le parole, ma è veramente così. Cosa non ho realizzato dei miei sogni? Ho mollato tutto, ho preso un camper, l'ho tirato su come volevo io, tra l'altro in ristrettissime possibilità economiche quella volta. Sono diventato indipendente, ho messo il mio gruzzoletto da parte, vivo dove voglio, se non mi sposto troppo dalla zona, si sa, è perché ho una fidanzata qui in zona, una fidanzata che fortuna vuole, mi fa vivere un rapporto bellissimo come fosse quasi sempre il primo giorno, per motivi di privacy ma anche veramente di buon senso. Ovviamente non posso e non potrò mai dire il perché questa ragazza non si può spostare con me, o perlomeno non può farlo per più di 8 giorni, quindi per cui arriviamo alla conclusione, io almeno parlo per me, dopo probabilmente sicuramente anche gli altri full timers hanno i loro motivi per rimanere qui in Italia. Perché io, persona intelligente che amo la vita, amo il bello, amo il colorato, dovrei abbandonare questo grande amore, questa bellissima emozione, questa bellissima avventura che sto vivendo con questa ragazza, ma ripeto potrebbero anche essere per altri motivi, per andare da un'altra parte che nulla offre di più se non contesti diversi. Giustamente, per carità, io non disdegno l'estero, ripeto, ci sono stato, ci tornerò ancora, però ammollare tutto quello che ho di molto più importante per andare a seguire uno stereotipo, perché questo è il punto, è qui che io voglio portarti, è qui che dobbiamo arrivare, di sto cazzo di full timer che deve per forza necessariamente espatriare, no, non ci siamo, veramente non ha nessun senso logico. Pertanto, per quanto possa sembrare antipatica questa mia affermazione ora, invito tutti coloro che si sono prefissati il fatto che io debba raggiungere questo stereotipo della persona che vive di energie praniche, di aria, in giro per il mondo,
No, non sono io, perlomeno non lo sono io ora, cioè non devo assolutamente sentirmi forzato. Nel mio canale il mio messaggio, il mio stile di vita è la tela bianca, la reale anarchia, quella tela bianca che è la vita, dove tu con i tuoi colori, con la tua voglia di dipingere, col tuo stile, crei. Non sono un disegno da ricalcare, quello non lo voglio essere mai, altrimenti passiamo da un altro stato di schiavitù, che è lo stereotipo della brava persona che si fa la casetta, il mutuo e tutto quanto, all'altro stereotipo di quello che deve per forza starsene tutto il giorno chissà dove, in posti tassativamente remoti, perché altrimenti non vale nulla quello che fa. No. Vedi, io sì continuo a portare avanti l'immensa vastità del cazzo che me ne frega, ossia tutte queste cose che dicono la gente non mi toccano minimamente, nel senso che io continuo a seguire la mia strada, altrimenti dov'è la libertà? Cade tutto. Certo, queste cose possono dar fastidio, a volte possono far male, io questo non te lo nascondo, non devo neanche recitare la parte dell'intoccabile, assolutamente no. Però, come detto prima, il corpo, sia anche la mente umana, butta fuori tutte le schifezze che non gli appartengono, e io con questo video ho voluto buttare fuori tutte queste schifezze. So che una gran parte di voi capirà perfettamente questo mio ragionamento, un'altra grande parte questo ragionamento lo aveva già ben più che chiaro, quella minima parte che non lo capirà e continuerà a insistere, a martellare con tutte queste cazzate, è pregato di seguire le cazzate. Allora aspetta, mi sembra doveroso anche mettere dei puntini sulle i, perché sicuramente poi ci sarà qualcuno che commenta o non commenta ma capisce pan per polenta. Quindi precisiamo che in tutto questo mio discorso, nella remota eventualità qualcuno non l'avesse capito, non sto assolutamente parlando male dei full timer stranieri, assolutamente, anzi sto proprio dicendo che sono tali e quali a noi, stanno facendo le stesse identiche cose, solo che le stanno facendo da un'altra parte, come io le posso fare, non so, nella provincia di Venezia, uno lo fa nella provincia di Napoli e un altro lo fa in Portogallo, lo fa di qua, lo fa di là, nomi di posti tirati a caso, ma quello che voglio farti capire. Poi una volta ho letto un commento, non scritto propriamente in italiano, quindi probabilmente potrei anche aver frainteso, no? Che diceva sostanzialmente che si voleva vedere cosa io voglio concludere, in modo da vedere se ero da invidiare oppure no. Ma cosa devi invidiare di me? Cioè, perché devi invidiarmi? Cioè, che discorsi stiamo facendo? Qual è il senso? Qual è lo scopo? In questo canale, oltre ad esserci la mia vita vissuta a modo mio, il che è una cosa bellissima, è una grandissima forma di anarchia intesa come libertà e responsabilità individuale, con il messaggio, l'unico messaggio sostanzialmente che voglio dare in questo canale è il vivere incondizionato da tutti questi stereotipi, da tutte queste abitudini e culture che ci hanno inculcato dal momento in cui siamo nati. Il discorso di oggi del full timer italiano piuttosto che del full timer ostrogotto è uno di questi condizionamenti sociali, è uno stereotipo, è una cosa da poveri, liberatene. Infine, ultimo dettaglio, e anche qui parlo veramente a nome di tutti i full timers, quindi nulla di personale, prova a pensarci, ci hai mai pensato, ma secondo te, uno che ha la possibilità di vivere in camper, no? Quindi con una casa che si può spostare ovunque, ha la possibilità di fare un lavoro dal camper o comunque di trovarsi altri lavori dove vuole, tipo non so, chi fa il pizzaiolo, chi fa il cameriere, eccetera eccetera eccetera, no? Ma secondo te perché se ne sta in Italia? Non può essere magari per caso che abbia una compagna, dei parenti, dei figli o delle cose che lo impossibilitano ad andarsene in un altro stato? Ci hai mai pensato? Se ci hai pensato e continui a rimanere nella tua e vorresti da questi gentili signori che abbandonassero tutto ciò che per loro è più importante, sfanculizzassero così i valori dell'essere umano, allora
allora gli stai sostanzialmente chiedendo: andate a fare i coglioni, che voglio vedere dei coglioni, e loro magari ti rispondono: ma anche no, grazie.